sangue a Villorba, i due cinquantenni si affrontano a colpi di coltello e taglierino, uno è grave al Cafoncello, l'altro è stato allontanato dalla casa familiare. La storica visita di Papa Bergoglio a Venezia, immagini, voci ed emozioni, la lunga diretta di Antenna 3, oltre 500.000 di telespettatori ha assistito all'evento sulla nostra emittente. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso, falsi appalti di lavoro al mercato agroalimentare di Padova, 29 imprese coinvolte, 30 i denunciati. Il dolore per la morte di Elena Agostoni, precipitata in un dirupo a Cison di Valmarino, ricordo dei colleghi, sempre disponibile e attenta all'addio giovedì a Cusignana. È approdata oggi alla Camera, dopo l'ok del Senato, la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. A presentarla in aula il padovano Stefani, ma è già scontro totale. Allevamento trevigiano di pesci denunciato dalla Procura della Repubblica per maltrattamenti e abbattimenti brutali. Nei video di un ex dipendente le sofferenze inferte agli animali. Prima giornata di apertura del nuovo parcheggio a pagamento della Cittadella della Salute, poche le macchine parcheggiate. La maggior parte dei cittadini non sapeva della nuova area di sosta. Ruote nella storia tra cultura e motori alla scoperta di Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia. Tanti gli appassionati e i cittadini che hanno voluto essere presenti a questo appuntamento con le auto d'epoca. Adesso andiamo alla cronaca che apre, lo avete sentito dai titoli, il nostro telegiornale di questa sera, un accoltellamento tra due fratelli a Villorba, uno è grave in ospedale, l'altro è stato allontanato dalla casa familiare. Le urla sentite dai residenti della zona, la lite violentissima è scoppiata in un'abitazione a Villorba tra due fratelli, forse alla base dell'aggressione futili motivi dell'astio accumulato negli anni. La notte tra il 25 e il 26 aprile i due fratelli sui 50 anni si sono affrontati, in un attimo sono spuntati un coltello da cucina ed un taglierino. L'alterco furibondo è terminato con colpi che hanno portato uno dei due in ospedale in gravi condizioni. Ad allertare il SUEM 118 proprio loro feriti in un lago di sangue. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno chiamato i carabinieri. Entrambi sono stati portati in ospedale, uno se l'è cavato con tagli superficiali, l'altro ricoverato sotto osservazione. Le armi sono state sequestrate dai militari dell'Arma. In paese i due fratelli sono conosciuti, fra i cittadini c'è più di qualche preoccupazione per questo fatto grave. Tutti mi purano di euro. Poi no, io tutti Ma perché sono cattivi, aggressivi. Una situazione, quella dei due fratelli, conosciuta e seguita dal comune. I due soggetti sono conosciuti sia in comune che dalle forze dell'ordine, sono seguiti dal servizio sanitario. Quindi una situazione già di difficoltà? Sì, una situazione da anni di difficoltà. Alla luce di quanto accertato al fratello ferito lievemente è stato notificato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, d'intesa con l'autorità giudiziaria, ma non arrestato. Adesso i servizi sociali prenderanno in mano il caso e cerchiamo di seguirlo passo passo per assicurarsi che faccia quello che gli è stato previsto. Apriamo una finestra adesso sulla lunga diretta di Antenna 3 per seguire ieri la visita a Venezia di Papa Francesco. Oltre 500.000 di telespettatori ha assistito all'evento sulla nostra emittente. Con la voce, dai! Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, L'abbraccio di Venezia a Papa Francesco, una giornata storica fatta di immagini e parole, di emozioni e sguardi, che Media Nord-Est ha raccontato in 7 lunghe e intense ore di diretta, cucendo intorno alle tappe ufficiali della visita del Santo Padre in Laguna un orlo ricamato con le voci, i volti, le sensazioni della gente del nostro territorio. Ancora una volta vicini a voi, dentro alle storie di ciascuno che diventano la storia di tutti. Un grande impegno giornalistico, tecnico e umano, a cui voi da casa avete assistito e partecipato in tantissimi, come prova il grafico in cui la linea rossa rappresenta come sempre gli ascolti di Antenna 3. Oltre 500.000 di telespettatori hanno seguito la diretta tra le 7 del mattino, quando è iniziata l'edizione straordinaria, e le 14, quando Venezia è ritornata alla sua quotidianità,
con nel cuore la consapevolezza di un'esperienza straordinaria. Una domenica eccezionale per le televisioni del gruppo Media Nord-Est, che nell'arco della giornata hanno registrato oltre 830.000 telespettatori, quella che a Venezia abbiamo vissuto insieme a voi, avvicinando il pontefice e facendolo parlare ai nostri microfoni. Come sta? Posso chiedere l'abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei? Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. E adesso i giovani? Cosa dirà ai giovani? Avere del coraggio come questi qui che erano bravi. Grazie. Dal toccante incontro con le detenute alla Giudecca al dialogo con gli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dall'affettuoso scambio con i giovani della salute fino alla messa in piazza San Marco, voi con noi in un crescendo di emozioni e sullo sfondo quello scrigno di bellezza che è Venezia. E ieri proprio a Venezia c'erano anche molti fedeli trevigiani, tra loro anche i giovani della pastorale di Treviso, ancora emozionati oggi per la storica giornata vissuta. È stato tanto emozionante, nel senso che ci è voluto un po' per capirvi, anche per elaborare un po' tutto quello che ha detto. Ci sono volute quasi 24 ore a Roberta per realizzare quanto vissuto a Venezia, l'incontro storico con Papa Francesco. Lei insieme ad una ventina di ragazze della pastorale di Treviso provenienti da tutta la diocesi era alla salute per l'incontro del pontefice con i giovani. Il momento più emozionante, il passaggio del Santo Padre a pochi metri da loro. Che era tanto vicino, era proprio vicino, quello è stato proprio il momento più emozionante. Nel suo discorso Papa Francesco si è rivolto ai giovani perché siano attivi, protagonisti della loro vita. La frase che mi ha colpito è stata siate creatori di novità. Una grande responsabilità, però diciamo che è quello che dobbiamo fare in realtà. Messaggi che i ragazzi porteranno per sempre con loro. L'abbiamo registrato, lo sto riascoltando perché è stato veramente... Poi è stato bello anche il raccontare a casa. Una giornata intensa, finita troppo presto. Ho detto ci vorrebbe tutte le domeniche una mattinata così. Ma ci sarà una nuova occasione per i giovani veneti di incontrare Papa Francesco il 18 maggio a Verona. Mi piacerebbe in realtà, adesso vediamo se ci organizziamo. Il Papa tornerà dunque presto in Veneto. Noi andiamo avanti con la cronaca adesso, con la maxi operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha scoperto falsi appalti di lavoro al mercato agroalimentare di Padova. Sono 29 le imprese coinvolte, 30 i denunciati. Abbiamo scoperto che presso il mercato agroalimentare di Padova numerose imprese di fatto utilizzavano manodopera attraverso falsi contratti di appalto che abbiamo stimato in circa 18 milioni di euro. È quanto emerso dall'indagine della Guardia di Finanza di Treviso partita nel gennaio 2023 su 2 imprese fiscali del territorio attive nel settore della logistica. 29 in totale le imprese coinvolte. Tra queste le 2 trevigiane e altre 27 aziende committenti dislocate tra le province di Padova, Rovigo e Venezia, di cui 23 operanti al mercato agroalimentare di Padova. Abbiamo quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso 30 imprenditori per il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera e abbiamo anche irrogato sanzioni fino all'ammontare di 2,5 milioni di euro. In pratica utilizzavano i lavoratori che erano alle dipendenze delle 2 imprese appaltatrici trevigiane al loro piacimento, questo per evitare l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le 2 società appaltatrici avevano infatti il compito di fornire i lavoratori. Una delle 2 era stata costituita al solo scopo di assumere con contratti a tempo determinato il personale giunto al limite massimo di rinnovi contrattuali legalmente previsto, aggirando così la normativa a tutela dei lavoratori. Una novità che è emersa nel corso delle indagini è che i lavoratori al centro delle indagini sono stati quasi tutti assunti dalle imprese committenti.
Un grave lutto ha colpito la comunità di Villorba, è mancato all'età di 32 anni per un infarto intestinale il giovane infermiere Alberto Pivato, un malore improvviso che lo ha colto mentre era a casa, dove con la moglie Beatrice, che aveva sposato solo 5 mesi fa, stava accudendo anche la bimba. Immediato l'allarme ai soccorritori del SUEM 118, per Alberto non c'era nulla da fare, infermiere specializzato, aveva lavorato fino al 2023 alla Casa dei Gelsi, per poi passare all'attività da libero professionista. Oltre alla moglie lascia anche la figlia Ginevra, appunto i genitori, la sorella Sara, le esequie giovedì 2 maggio alle 16 nella sala delle cerimonie della casa funeraria di Viale Felicent. Ora il dolore per la morte di Elena Agostoni, precipitata in un dirupo lungo il sentiero del Bosco delle Penne Mozze a Cison l'indomani della tragedia. Vedelago, comune per il quale era dipendente, è un paese in lutto. Il ricordo dei colleghi, sempre disponibile e attenta, lascia un vuoto incolmabile. Ma Questa sera vola, le sue vele sulle case, sono 1000 lenzuola. È con le parole di Lucio Dalle, una calla bianca avvolta con un nastro nero posati sulla sua scrivania, che colleghe e colleghi hanno voluto ricordare Elena Agostoni. Elena, 55 anni, ha perso la vita durante un'escursione lungo il sentiero delle Penne Mozze a Cison di Valmarino, precipitando per decine di metri nel punto più esposto. Forse un passo falso a tradirla, ma le dinamiche sono ancora in fase di accertamento. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori arrivati sul posto con l'elisoccorso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'indomani della tragedia la città di Vedelago, dove era dipendente comunale, è un paese in lutto. La notizia ci ha preso veramente in contropiede, non ce l'aspettavamo, una cosa a cui si fa fatica oggettivamente a dare risposte e capire le motivazioni. Certo che Elena lascia a noi un vuoto difficilmente colmabile, su cui credo che ci sarà una profonda riflessione da parte nostra, perché, ripeto, non è semplice trovare una persona disponibile, che l'unica cosa mi sapeva dire: sindaco, se ha bisogno mi chiami pure tranquillamente. Elena viveva a Giavera del Montello insieme alle figlie Chiara e Fernanda, poco più che 20 anni. Troppo forte il dolore per trovare le parole per ricordare la madre. Un dolore silenzioso e posato, lo stesso che si respira tra i corridoi del municipio di Vedelago. E si occupava principalmente degli organi istituzionali, quindi di tutte quelle cose, la segreteria del sindaco, la segreteria degli organi istituzionali, quindi assessori, consiglio comunale e quant'altro, e aveva anche il compito di gestire l'anagrafe pubblica, quindi un ruolo e una funzione importantissima. Elena era anche stata coordinatrice dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale, associazione che ha voluto ricordarla con un post. Cordoglio a cui si unisce anche il sindaco di Giavera del Montello, mite, disponibile, riservata ma determinata e sempre propensa all'ascolto, qualità con cui l'amministrazione comunale di Vedelago durante il Consiglio ha voluto renderle omaggio. Parole molto semplici da parte del Comune di Vedelago, quindi non dell'amministrazione ma del Comune di Vedelago e di tutti chi la conosceva nel Comune, di ricordare cosa è stata per noi soprattutto Elena Agostoni. I funerali saranno celebrati giovedì 2 maggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Cusignana. Andiamo ai controlli dei carabinieri sulle strade nelle ultime ore, in particolare attenzionati gli automobilisti in stato di ebbrezza. A Vittorio Veneto i carabinieri hanno arrestato un 33enne di origini albanesi con un tasso di quasi 1,30, era alla guida di un'auto a noleggio, ma a seguito delle verifiche è risultato irregolare sul territorio, rientrato in Italia nonostante fosse già stato espulso nel 2021. A suo carico una condanna a 3 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. Fermato a Castelfranco un 30enne, a Borso del Grappa un 34enne, rispettivamente con un tasso di alcol vicino ai 2 grammi per litro, entrambi dunque davvero livelli significativi. Adesso ci spostiamo alla Camera, dove è approdata oggi, dopo l'ok del Senato, la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. A presentarla in aula il leghista padovano Alberto Stefani, ma è già scontro totale. Provvedimento storico, dice Zaia, cancella la Costituzione per la CGIL, sit-in di protesta dei 5 Stelle. Sono convinto che questo disegno di legge porterà a un'Italia diversa, porterà un protagonismo delle comunità locali, porterà
finalmente la garanzia di una maggiore efficienza e di un'assunzione di responsabilità. Oggi è un grande giorno per chi crede nei territori, per chi crede nelle comunità, per chi crede nell'efficienza, per chi crede nella libertà. E anch'io stesso, oltre a sentirmi europeo, oltre a sentirmi italiano, mi sento orgogliosamente veneto, mi sento orgogliosamente appartenente alla mia comunità. A lanciare la sfida a quello che lui stesso definisce modello centralista è il padovano Alberto Stefani, segretario della Lega in Veneto. Parte dalle sue dichiarazioni la prima giornata del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata a Palazzo Montecitorio. Un altro veneto, il presidente dell'Aula, il veronese Lorenzo Fontana, aveva rassicurato poco prima l'impegno a garantire l'onore della Camera contro quelle che l'opposizione, in particolare il Partito Democratico, ha denunciato come vere e proprie forzature da parte dell'esecutivo su tempistiche e rispetto dei regolamenti. Ma la questione non è solo di forma. Fuori dai palazzi il sit-in del Movimento 5 Stelle con le parole di fuoco del leader Giuseppe Conte. Con l'autonomia questo governo spacca il paese e condanna le aree più depresse ovviamente a maggiori tagli per quanto riguarda ospedali, diritti, servizi alla serie C. E Giorgia Meloni sta svendendo l'unità del paese per i voti sul premierato, per avere pieni poteri sperando nel premierato. Quindi da patriota a secessionista la fermeremo, la combatteremo in ogni modo. Da parte sua in aula Stefani difende il provvedimento e parla dei LEP. I livelli essenziali di prestazione sono una svolta, dice, con cui si superano i criteri della spesa storica. Quando si parla dell'introduzione di livelli essenziali di prestazioni dovrebbero unirsi destra e sinistra. Dovrebbe unirsi tutto l'arco parlamentare, perché stiamo parlando di standard minimi che vengono garantiti in tutto il territorio nazionale. Da oggi si discute un provvedimento che entrerà nella storia, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, mentre la CGIL parla di una controriforma che cancella la Costituzione e i toni nel pieno della campagna elettorale sono solo destinati ad infiammarsi. Torniamo alla cronaca, c'è un presunto caso di maltrattamento su animali nella Marca. A denunciarlo è l'associazione Essere Animali di Bologna, che nelle scorse ore ha diffuso un video relativo a un allevamento di pesci che si trova in provincia di Treviso. Il materiale sarebbe stato ripreso da un ex dipendente. Secondo l'associazione animalista, i gestori dell'allevamento non avrebbero osservato quelle pratiche previste per ridurre la sofferenza degli esemplari allevati. Non solo, i pesci sarebbero stati percossi, feriti anche durante le operazioni di trasporto dalle vasche. L'allevamento è stato così denunciato dalla Procura della Repubblica di Treviso per i reati appunto di maltrattamento e uccisione di animali. Adesso andiamo a vedere come è andata la prima giornata di apertura del nuovo parcheggio a pagamento della Cittadella della Salute di Treviso. Poche le auto parcheggiate, la maggior parte dei cittadini infatti non era a conoscenza della nuova area di sosta. Va bene questo parcheggio, è una buona soluzione? Sì, decisamente. Il prezzo? Serviva. Abbordabile. Sì, meglio di altri sicuramente. Mi sembra molto comodo e ancora vuoto rispetto agli altri e per il prezzo è molto conveniente. È impossibile trovare parcheggio su quelli liberi. Si paga, paghiamo tante altre cose e va bene anche il parcheggio a pagamento. Primo giorno di apertura del nuovo parcheggio della Cittadella della Salute, 400 posti per gli utenti ai quali se ne aggiungono altri 300 per i dipendenti che vi accedono gratuitamente tramite badge. Per i cittadini invece il costo della sosta è di 50 centesimi all'ora per le prime 3 ore e poi per quelle successive €1 all'ora. Guardando gli stalli occupati sembra però che siano ancora pochi quelli a conoscenza del park, il primo a pagamento per l'ospedale di Treviso realizzato tra l'entrata del Cafoncello e la centrale del SUEM. Auto invece parcheggiate anche fuori dagli spazi contrassegnati e automobilisti che girano in cerca di un posto libero nel parcheggio di fronte. Lo sa che c'è un nuovo parcheggio a pagamento qui di fronte, da oggi aperto? No, non lo sapevo. Proprio qui di fronte 0,50 le prime 3 ore. Ah, ok. Grazie. Lei sta cercando parcheggio? Sa che hanno aperto oggi il parcheggio qui di fronte a pagamento, 0,50 le prime 3 ore. No, non lo sapevo. Penso che sia proprio indispensabile perché
se uno ha fretta non penso che trovi un'altra soluzione. Sa che hanno appena aperto questo parcheggio qui di fronte per l'ospedale? Qui di fronte a lei? Questo qua no, ci avevano fatto dei lavori E e... adesso da oggi è aperto. Oggi è aperto, bene, dai. A pagamento, ma 0,50 all'ora. Vabbè, ma si fa. Quindi va là adesso? Sì. Oggi è partito, chiaramente non è ancora diffusa la voce che il parcheggio è aperto e grazie anche a voi e vi ringrazio che diamo un po' di pubblicità che la gente può andare tranquillamente. Una giornata che era iniziata con un piccolo problema per l'area riservata ai dipendenti. Con la sbarra della parte dei dipendenti che si era bloccata, adesso la stanno aggiustando, credo che già a fine giornata avremo anche il parcheggio dei dipendenti attivo. Fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Ben ritrovati in diretta edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo la pagina dedicata alle elezioni di giugno. Cominciamo dalle europee perché continuano a far discutere le dichiarazioni del generale Vannacci su classi separate per bambini disabili. Il vice sindaco di Treviso, Manera, in corsa proprio alle europee, prende le distanze in un post sui social. Ho sentito delle parole secondo me completamente fuori luogo, ma ho visto molti commenti anche all'interno del mio partito e quindi anche di ministri, e quindi io, riflettendo tutto quello che ho fatto in questi anni, abbiamo fatto questi anni nel nostro mandato amministrativo, mi è sembrato veramente di dover fare una replica perché non potevo giustificare questa cosa. Questi i motivi che hanno spinto il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, a fare un post su Facebook in risposta alle parole del generale Vannacci, capolista alle elezioni europee per la Lega, a proposito di classi per bimbi disabili. I bambini non hanno bisogno di classi separate a seconda delle loro capacità, scrive Manera, hanno bisogno di amore, di essere accolti e ascoltati. Soprattutto i bambini che possono avere qualche disabilità o qualcosa, diciamo, nel loro percorso formativo, qualche problema, secondo me hanno bisogno di insegnanti preparati, di strutture idonee e di progetti formativi dedicati a loro. Le classi separate mi sembrano una grande stupidaggine che, diciamo, lascio ad altri commentare. Sui disabili sono stato frainteso, ha detto in queste ore Vannacci, mentre il ministro Salvini ha parlato di dichiarazioni, quelle del generale, ampiamente travisate. E sulla polemica interviene anche la campionessa paralimpica Bebe Vio. Siamo stati il primo paese al mondo a eliminare le classi separate tra chi ha una condizione di disabilità e chi non ce l'ha. Perché tornare indietro? Mi sembra una cosa senza senso, mi sembra paradossale, scrive Vio, che si possa anche solo pensare una cosa del genere. Abbiamo iniziato l'inclusione a scuola, ora qualcuno propone di dividerci ancora e fare passi indietro anche culturalmente, conclude la schermitrice. Intanto Manera torna sulla candidatura del generale Vannacci alle elezioni europee di giugno. Non capisco esattamente peraltro che idee abbia di Europa o di amministrazione pubblica, perché noi siamo votati per fare qualcosa, non per criticare quello che esiste, e quindi spero che le persone capiscano cosa uno fa e cosa vuol fare andando in Europa. Queste sono scelte della segreteria federale, io ripeto non le commento, io volevo solo prendere la posizione di come la penso io, poi come la pensano gli altri sono problemi loro, ma sono proprio problemi loro. Dalle europee alle comunali a Roncade non ci saranno simboli di partito nelle liste che supporteranno Vivian Moro alla corsa a sindaco. L'assessore uscente si è presentata questa mattina al mercato, dove ha ribadito il suo no alla nuova via del mare e ai pedaggi. In Italia si registrano 3 decessi al giorno sui luoghi di lavoro, 1 ogni 2 nell'edilizia. Il convegno organizzato dagli enti bilaterali, della parte datoriale e delle organizzazioni sindacali ha messo insieme professionisti come ingegneri, geometri, architetti per un lavoro di squadra che ha un denominatore comune, la cultura della sicurezza e la prevenzione. Riteniamo che non servano altre leggi in questo specifico momento. Le ultime tragedie sul lavoro hanno posto con forza il tema della sicurezza, però non si può pensare di dare una risposta semplice come una legge a un problema così complesso. Dai sindacati la proposta, sposata dal governo, di portare in classe la sicurezza sul lavoro. Già dalle elementari andrebbe insegnata tra le materie scolastiche, sottolinea Michele Guido Mason, docente della scuola edile di Treviso. Il bambino che chiede al papà perché oggi non ti sei messo il caschetto, è una cosa che fa cambiare il momento di oggi e magari riduce questo come cultura gli infortuni. E sono proprio i più giovani a mostrare una grande sensibilità verso il tema. Sono sempre di più i ragazzi che a fine anno dimostrano interesse soprattutto
quando praticamente presentano le tesine per l'argomento sicurezza, e sempre di più fanno degli interventi mirati anche con innovazioni, portano loro delle idee. E sempre dai sindacati un'ulteriore proposta. Prendiamo i soldi dell'INAIL, sono soldi per la sicurezza e questi devono essere investiti per aiutare le imprese buone che investono sulla sicurezza e penalizzare con forza quelle che invece se ne fregano delle leggi. Questo era evidentemente il servizio sulla giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro che si è celebrata ieri e sul convegno nella sede di Unicef Treviso. Allora torniamo, abbiamo detto, alle elezioni comunali, alla candidatura di Vivian Moro a sindaca di Roncade. Mi candido a sindaco di Roncade perché è il luogo che amo, il territorio che mi ha cresciuta e che ha delle enormi potenzialità di sviluppo se governato con consapevolezza e preparazione. Assessore uscente all'istruzione, cultura, politiche giovanili, Vivian Moro, 31 anni, ha iniziato ufficialmente dal mercato settimanale di Roncade la sua campagna elettorale. Presente anche il simbolo della nuova lista civica a Roncade, cui con ogni probabilità se ne aggiungerà un'altra. Segno particolare, nessun simbolo di partito. Mi candido senza partiti perché questa è una scelta che come gruppo abbiamo voluto intraprendere, cioè quello di essere una squadra autenticamente civica, che quindi fa politica per il territorio ma che è distante dalle logiche delle segreterie di partito e che quindi è libera perché senza imposizioni da altri centri di potere che non hanno nulla a che vedere col territorio. Quindi credo che ci siano degli elementi che in cui gli elettori di centrosinistra possano ritrovarsi, ma anche quelli di centrodestra, perché quando poi si parla di territorio, ecco, credo che il bene comune sia trasversale. Così la forma quanto alla sostanza si procede per punti, servizi alla famiglia e all'infanzia sono in cima alla lista e ancora. Incentivare lo sviluppo di Roncade sotto il profilo economico, sociale, ma anche residenziale, perché crediamo nella necessità di dare ai giovani l'opportunità di costruire il proprio progetto di vita qui nel territorio. Secondo, sicuramente la mobilità in senso ampio. Integrazione tra bici, auto, trasporto pubblico, quindi, anche se il tema dei temi resta la nuova via del mare, contro cui l'amministrazione uscente è già schierata. Diciamo no al progetto e no al pedaggio. Riteniamo che si possa concertare con gli enti sovraordinati, in questo caso con la Regione, una progettualità diversa. Il primo appuntamento pubblico è per il 3 maggio, intanto Moro presenta con orgoglio il proprio simbolo civico. Non abbiamo loghi di partito, non abbiamo un logo grande, però sicuramente abbiamo un grande logo. Abbiamo sentito parlare di territorio che a livello economico registra segnali di rallentamento. Parliamo dell'intera Marca Trevigiana, le difficoltà maggiori nei paesi dell'Unione Europea, mentre si aprono nuove prospettive nei Balcani. Alla voce esportazioni il 2023 ha segnato un calo dell'1,4% per la Marca Trevigiana, attestandosi a 15 miliardi 668 milioni di euro, a fronte di una riduzione a livello veneto dello 0,7%. Non è una sorpresa, ripeto, nel senso che era previsto naturalmente in linea con le attese. È vero che rispetto magari ad altri territori del Veneto certamente il dato è meno rassicurante. La situazione trevigiana va letto guardando all'andamento dei distretti che rappresentano il cuore produttivo della provincia, uno su tutti quello del legno arredo, che conta 1.500 imprese, di cui 1.000 artigiane, che insieme agli articoli in paglia intrecciati registra un calo dell'export del 9,5%. A condizionare questo, come altri settori, la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Abbiamo visto anche imprese fallire, insomma non serve fare nomi, ma insomma abbiamo visto anche imprese anche associate al Confartigianato purtroppo che hanno chiuso perché avevano, pur essendo estremamente in salute, ma erano focalizzate solo sul mercato russo e quindi non sono riuscite a riorientarsi in tempo, a riposizionarsi su altri mercati. Anche
Anche il conflitto in Medio Oriente incide soprattutto sull'aumento dei costi di trasporto per la componentistica, con le navi costrette ad allungare i loro viaggi per evitare gli attacchi nel Mar Rosso. In generale a pesare negativamente sono soprattutto i mercati dell'Unione Europea post-Brexit, dove il Made in Treviso è sceso dell'1,5%, anche in questo caso con una performance peggiore rispetto alla media veneta. Ma il rallentamento delle esportazioni non riguarda solo la marca, è evidente in tutta l'area UE, spiega Fiori. In questi giorni ad Hannover per la fiera della meccanica e dell'automazione. Qui in Germania, uno dei nostri mercati principali per la manifattura, si tocca con mano la crisi dell'export e lo si vede anche dal flusso di visitatori ridotto rispetto agli anni scorsi, chiarisce l'esponente di Confartigianato. È chiaro che c'è un rallentamento che è consolidato purtroppo in Germania, ed è naturale che tutti i mercati, che tutti i settori che in Italia sono trainati e agganciati nelle filiere ovviamente di produzione della manifattura, sono agganciati alla Germania, ne risentono. Noi adesso andiamo a parlare di cultura e motori, invece, con la manifestazione Ruote nella storia, alla scoperta di uno dei borghi più belli d'Italia. Vediamo quale. Eccola la partenza da Monastier delle auto d'epoca, modelli dal fascino indiscusso come la BMW ZT3 del 1998 oppure la Fiat Topolino del 1936 ed ancora la Lancia Fulvia 1300 Rally. Il rombo dei motori, gli occhi degli appassionati inchiodati su queste vetture storiche. Questa qua è la macchina di rappresentanza della cartiera Marsoni, del Cavaliere Marsoni. È nata nel 1957, è arrivata da Torino, già con la guida a sinistra come macchina italiana, è una macchina completamente inglese. Questa macchina qua proviene da Belluno, è una macchina praticamente che ha restaurato mio papà negli anni 70, carrozzeria in alluminio, ruote Borrani, un 1100. Di che anno è questa macchina qua? Del 62. Beh, Alfa. Una delle ultime Giuliette. Senta, è più soddisfatto guidare un Alfa o guidare un'auto storica? Mi sono sempre stato appassionato dell'Alfa. Un salto nel passato che ha attirato tanti cittadini. Ruote nella storia, edizione 2024. Il prestigioso autoraduno nato dalla collaborazione tra ACI Storico e Automobile Club d'Italia è andata alla scoperta del borgo di Cison di Valmarino, località appartenente ai borghi più belli d'Italia. Ne abbiniamo la storicità automobilistica alla storicità del luogo. Aggiungiamo anche un aspetto enogastronomico che non guasta mai, che quindi fa da cornice a quella che è una giornata che sempre ogni anno di più viene apprezzata. Scoprire i borghi a bordo di diamanti del passato, musei su 4 ruote e intrisi di storia da raccontare e tramandare. A Treviso ci sono molti appassionati di autostorica, abbiamo tanti club, nostri amici che ci supportano, e dobbiamo dire che noi con la manifestazione Ruote nella Storia, ma anche con la marca classica, cerchiamo di stimolare e di puntare su questo target, che è un target molto importante. Altra cosa importante è questa nuova legge che permette di dare la targa originale alle macchine che vengono restaurate. Sì, è una legge che è andata in vigore da quest'anno, in ACI Treviso già lo facciamo. E ora passiamo alle notizie dal bellunese. La cronaca innanzitutto perché sono gravi le condizioni di una 23enne di Belluno che la notte scorsa attorno all'1:10, dopo aver perso il controllo dell'auto, è finita fuori strada. L'incidente è accaduto lungo la provinciale 346 in comune di Vallada a Gordina. L'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio e ha fatto arrivare tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo. La giovane è stata soccorsa e trasferita in ambulanza al San Martino. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi di legge. Il lavoro dei pompieri si è concluso attorno alle 4 del mattino. Ed è esplosiva la situazione all'interno del carcere di Belluno, l'ennesimo episodio di violenza di un detenuto ai danni di un agente di polizia penitenziaria ha contribuito a innalzare il livello di tensione. Ora i sindacati di categoria chiedono interventi urgenti ed efficaci per la sicurezza dei lavoratori. Il SAPPE ha diffuso la notizia agli organi di stampa, la FNS CISL ha relazionato l'accaduto al neoprovveditore del Triveneto. Il detenuto trasferito da poco in carcere dopo un periodo
periodo di detenzione alternativa in una comunità del Bellunese ha sferrato uno schiaffo all'agente che ha rimediato la lesione a un timpano guaribile in 15 giorni. Fra le difficoltà oggettive denuncia la CISL la promiscuità dei detenuti ordinari e a trattamento intensificato in un blocco vetusto che ha oltre 100 anni di vita e che necessita di essere riammodernato. Parliamo di stress da lavoro correlato, parte un'indagine conoscitiva fra i lavoratori del settore del commercio e delle imprese di pulizia, l'iniziativa di CGIL, CISL e UIL di Belluno in collaborazione con l'Università di Verona. Si dice no, siamo tutti stressati e quindi nessuno è stressato, ma quello che dimostra la ricerca scientifica è che lo stress lavoro correlato ha non solo un gravissimo impatto su quello che è il benessere delle persone al lavoro, ma poi ha un impatto fortissimo anche sulle organizzazioni e sulla collettività in generale. Lo stress lavoro correlato è uno dei fattori di rischio psicosociali più rilevanti, tuttavia fortemente sottovalutato. A Sedico lo ha spiegato bene nel pomeriggio Margherita Brondino, professoressa associata del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, cui CGIL, CISL, UIL di Belluno hanno chiesto di elaborare un percorso scientifico per definire lo strumento di indagine ad hoc per lavoratrici e lavoratori del settore del commercio e delle imprese di pulizia. I dati che ci sono a livello globale dicono che il 44% dei lavoratori e delle lavoratrici soffrono di disagio e di stress all'interno dei luoghi di lavoro, con ricadute pesantissime dal punto di vista della produttività e di come si sta all'interno dell'azienda. È un percorso che ci siamo decisi come CGIL e CISL UIL, grazie anche all'organismo paritetico della sicurezza della provincia di Belluno, di analizzare la situazione in due comparti precisi, il commercio e il settore delle pulizie, per capire intanto la situazione di tenuta, chiamiamola così, dei lavoratori rispetto al problema dello stress. Corposi i questionari predisposti dall'Università di Verona destinati a un campione di circa 600 lavoratrici e lavoratori. I primi risultati del focus group preliminare hanno evidenziato i fattori scatenanti dello stress lavoro correlato. Nel 78% dei casi relazioni faticose, nel 56% carichi di lavoro inadeguati. Fra le richieste ritenute fondamentali per migliorare la situazione, migliore distribuzione di turni di lavoro, adeguata retribuzione, sicurezza, supporto dei colleghi e formazione tecnica. Noi vogliamo portare alla ribalta questo tema, anche perché ieri era la giornata internazionale sulla sicurezza sul lavoro e quindi secondo noi è giusto parlare anche di questo, perché di questo non si parla purtroppo. E i costi poi che derivano dalle malattie professionali, che poi appunto sono l'esito, come burnout, depressioni, esaurimenti, piuttosto che proprio anche malattie psicofisiche, di carattere psicofisico, questi poi creano dei costi non solo poi per l'organizzazione, ma poi anche per tutta la collettività. Pensate al sistema sociosanitario nazionale, no? Di come poi queste persone poi diventano a carico. L'obiettivo è quello di misurare scientificamente il problema per individuare strategie a livello politico e nei tavoli che le organizzazioni sindacali e datoriali troveranno per agire e attuare buone pratiche da condividere. Attenzione adesso, una notizia di servizio: cambia il numero del CUP dell'ULSS Dolomiti. Per contattare il centro unico prenotazioni dal 1° maggio il nuovo numero da comporre sarà lo 0437 1849 900. Lo ripetiamo, 0437 1849 900. Il CUP è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12. Una giovane lupa con evidenti problemi di salute è stata soccorsa nei pressi di Malgagarda all'NTI di Borgo Valbelluna. L'esemplare è stato notato sabato scorso da un volontario dell'associazione Io non ho paura del lupo, che stava svolgendo in zona un monitoraggio sulla presenza del grande predatore. Antonio, questo è il nome del volontario, ha allertato la polizia provinciale, che ha inviato il veterinario per il recupero dell'animale, affidato poi al centro di recupero della fauna selvatica. Ora andiamo a Feltre per la maratona di lettura, inaugurata la 19ª edizione. 2 mostre per inaugurare la 19ª edizione della maratona di letture di Feltre, quest'anno intitolata L'acqua, l'umanità, un impatto visivo per quelli che saranno i giorni che fino a sabato prossimo faranno sentire in città
le voci narranti di quei lettori che ancora una volta saranno i veri protagonisti di un evento che avrà come atto conclusivo la serata con il noto divulgatore scientifico Mario Tozzi. L'acqua come elemento di vita, quindi un segnale importante partire con questa mostra, perché ecco una speranza, nel senso che attraverso l'acqua insomma abbiamo la vita e sarà vista anche sotto tutte le sfaccettature sia emotive che di tipo scientifico. Dopo l'inaugurazione formale presso la Galleria d'Arte Moderna Carlo Rizzarda è stata inaugurata la mostra Le voci dell'acqua, ospitata nei suggestivi locali delle antiche prigioni. Questa è una maratona di lettura, la 19ª, considerata però anche Festival dell'Ambiente. Le voci dell'acqua perché il nostro comune, quindi Feltre, è stato toccato pesantemente da Vaia. L'acqua come fonte di vita e fonte anche di morte, quindi una riflessione importante con l'intelligenza artificiale, una mostra immersiva, ci sono immagini inedite chiaramente, ci sono dei suoni particolari e il tutto all'interno delle prigioni, le prigioni che sono sotto al Palazzo della Regione di Feltre, quindi ricordiamoci che qui all'interno ci sono stati i detenuti, alcuni sono anche mancati e ci sono ancora dei graffiti sulle pareti, quindi una mostra immersiva molto molto emozionante. Ultimo atto della giornata odierna, l'inaugurazione della mostra fotografica Acqua, fonte di vita e di ispirazione, a cura dell'associazione fotografica F-Cube presso il Fondaco delle Biade. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, si avvicina gradualmente una perturbazione. Tuttavia, martedì 30 aprile il tempo sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tanto sole un po' ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo velato, piogge assenti. Le temperature saranno in aumento, minime tra 11 e 14 gradi, massime comprese tra 24 e 27 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ampio soleggiamento un po' su tutta la nostra regione. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende un ampio soleggiamento con qualche nube innocua in cielo. Temperature minime sui 10 gradi, massime intorno ai 27. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.